Cosa compra con i saldi? Allora devo comprare roba per la casa, tovaglie, asciugamani, tappeti, bicchieri, piatti, poi devo prendere dei vestiti, dei costumi da bagno se li trovo e forse un paio di sandali. Fa sicuramente parte di quel 44% di cittadini padovani, dato diffuso dall'osservatorio di Confesercenti, che in questo periodo faranno acquisti con i saldi. La signora che abbiamo incrociato che si è dato un budget già in linea con quei 150 euro medi previsti a persona. Possono essere 100 euro come 200 a seconda di quello che trovo, perché non vado mai con un'idea precisa. Vado, vedo se c'è qualcosa che mi interessa, che vale la pena, lo acquisto e soprattutto sto girando da una settimana per controllare i prezzi, soprattutto di capi di abbigliamento. Consumatore attento questa cittadina che cerca la vera convenienza. I primi sconti non arriveranno al 50%, spiegano i commercianti, con almeno 3 padovani su 10 che continueranno a scegliere il negozio tradizionale. C'è chi farà acquisti, chi è ancora indeciso. Può darsi che prenda qualcosa. Sì, sì. Li sta aspettando? No, Non credo. Ha già comprato tutto quello che le serviva? Esatto, sono a posto. O è perché ci sono già tante promozioni prima dei saldi? Ma in realtà non saprei, non acquisto più online. All'e-commerce, dati di Confesercenti, si rivolgerà circa il 15% di chi farà acquisti in saldo. Il vero protagonista resta l'abbigliamento, anche se qualche cittadino pensa proprio di non partecipare o almeno non a Padova. Niente? No, Come mai? no, perché ho già tutto, è inutile continuare a spendere, cioè non vale la pena. No, perché sono sempre soldi spesi. Credo di no, perché non siamo dalla zona, per cui siamo turisti e i saldi ci riserviamo a casa nostra.